Acido folico per combattere le malformazioni congenite. I farmacisti del Veneto aderiscono con convinzione al progetto pilota di Federpharma che promuove l'utilizzo in gravidanza dell'acido folico, una vitamina del gruppo B utile per prevenire alcune patologie come la spina bifida, ma ancora poco conosciuta. Secondo una ricerca effettuata in 48 farmacie del territorio regionale, la maggior parte delle donne intervistate conosceva gli effetti benefici dell'acido folico, ma non l'aveva mai assunto nel periodo adeguato. L'acido folico deve essere assunto perché riduce del 70% il rischio di difetti del tubo neurale. Riduce inoltre non solo questi, ma anche altri tipi di malformazioni, anche se il rischio la percentuale di rischio è minore. In particolare può ridurre le labio- e palatoschisi e delle malformazioni a livello cardiaco. Questa vitamina, reperibile in tutte le farmacie e rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale, va assunta dalle donne che programmano una gravidanza almeno un mese prima del concepimento e poi per i 3 mesi successivi. In questo modo, soprattutto per chi presenta qualche predisposizione, il rischio di malformazioni del feto si riduce del 70%. Per il momento, comunque, la ricerca, finanziata con una borsa di studio di 9.000 euro dall'Università di Verona, è ancora in corso. La raccolta dati terminerà il 21 maggio e i risultati verranno presentati a ottobre. I dati che verranno elaborati dall'Università di Verona in un primo momento verranno poi, dopo questa fase sperimentale, utilizzati non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Verranno pubblicati, speriamo, ma ne siamo certi, in riviste a livello internazionale, quindi potranno usufruire dei risultati un po' tutte le future mamme in giro per il mondo.